Potrà ospitare fino a 310 bambini il nuovo polo per l'infanzia di Trissino, il cui cantiere è stato ufficialmente inaugurato. Un progetto ambizioso che guarda al futuro, alle nuove generazioni, anche con la realizzazione del nuovo campo sintetico della pista di atletica. La posa della prima pietra rappresenta così anche un modo simbolico di combattere la denatalità. Una visione che guarda assolutamente al futuro, e il futuro ovviamente sono i nostri ragazzi, i nostri giovani, quindi abbiamo investito tantissimo su di loro perché crediamo che il futuro sia loro e anche per cercare di investire questo maledetto trend che insomma purtroppo i nostri paesi in questi anni sono attanagliati, per cui voglio dire l'operazione di questo progetto va in questa direzione, quello di essere attrattivi ma soprattutto di dare risposte alle famiglie e di dare strutture per i nostri giovani. Un'opera che ha ottenuto 3.600.000 euro di finanziamenti dal PNRR, in cui il Comune ha fortemente creduto, presentando adeguatamente progetti credibili e che alla fine sono stati premiati. Una roba è lo stanziamento, ma se ti non ti si vuole spenderli, è come se non esistessi, schei. Nel momento in cui gli stanziamenti ci sono, vedisi il PNRR come in questo caso, anche dei fondi che sono stati della Regione, ma ci sono i progetti e i progetti non nascono in un minuto, vengono costruiti. Le nostre comunità hanno bisogno di servizi essenziali ed importanti e Trissino oggi lo dimostra. E visto anche le polemiche di questi giorni, dei soldi del PNRR che in certe parti d'Italia si fa fatica a spendere, come abbiamo già detto come Veneto, noi siamo disposti anche ad accettare diciamo, la parte rimanente di questi soldi del PNRR per poterli sfruttare per i nostri territori, perché a differenza di altre parti d'Italia noi le capacità amministrative e i bravi amministratori ce li abbiamo.